Signore e signori, vi presento la riunione di famiglia. Su questa terrazza da 20 anni si decidono feste di matrimoni, compleanni, ricorrenze. Eccole qui, mia figlia Flaminia e mia cognata Simona. Simona è la sorella di mia moglie, che, come al solito, è sempre in ritardo. Ma quando ci vediamo? Ovviamente decidono tutto loro. Eccole qui le mie donne. Ecco la mia cognatina preferita. Sì, come vorrei vedere, sono l'unica. Già. Ma la mamma quando arriva? Adesso la chiamo. Vi offro un tè. Un tè? Una tisana. Va bene, grazie. Allora, questo nuovo fidanzato dov'è? È a casa. No, mi sta facendo impazzire, guarda. È sempre più geloso. Ma cosa è successo? È tutta colpa di questo. Cioè? Si è messo in testa che questo è il regalo di un ex fidanzato. E non c'è stato verso di fargli cambiare idea. Io gli ho spiegato che sono i braccialetti che fa mia sorella e che ne abbiamo tutti. Ma niente, non vuole capirla. Vede ex fidanzati dappertutto. Figurati che siamo andati a trovare un suo amico che ne aveva uno simile. Ah, non ti dico che scenate, guarda. Mi dispiace, ma a proposito di braccialetto, guarda questo. Oh, ma è il braccialetto del nonno. Sì, me l'ha regalato lui. La tisana è pronta? Venite! Arriviamo! Scusi, Chi è lei? Cosa ci fa qui? non si spaventi. La prego. Se ne vada! No, sono Giuseppe, il fidanzato di Simona. Dino, il cognato di Simona, piacere. Simona è in cucina. Gliela va... Ho bisogno di aiuto. Abbiamo litigato e non mi vuole. Io vorrei chiederle scusa, però... Nasconditi e sbrigati. Ma che buona che è sta tisana, papà. Tesoro! Ma cos'è questa storia che ti sei messo a fare massaggi orientali? Sì. Fatti vedere un po'. Cognatina, senti che tesa. Si sente? Si sente e come? Si sente e come? Ecco. Ma una volta non eri così bravo a fare queste cose. A saperlo prima. No, anche col cognato. È tua sorella? È davvero così bravo? Insomma. Ma lo sai che sono proprio felice di rivederti? Mi sei mancata tantissimo. Pure con lei. Anche tu, però mi sarebbe piaciuto vederti serena. Oh mio Dio! Salve! E tu cosa ci fai qui? Tirami su per favore, che non ce la faccio più. Giuseppe, tutto bene? Insomma, Vieni con me che ti offro una buona tisana. Su. Chi è? Un amico di papà? No, è Giuseppe, il mio fidanzato.